piloti scaldano le gomme. Qui sono 4 ruote motrici, quindi vetture che hanno tantissima potenza, e le gomme fanno la parte importante, un ruolo veramente importante gioca un po' tutta la potenza di queste macchine sulla possibilità di trasmettere a terra questi centinaia di cavalli. Vetture che scaldano i motori, manca poco alla partenza, ultime fasi prima del via, ricordo 6 giri tutti tirati al massimo della possibilità della potenza, pochissimo ormai attenzione alla partenza, bandiera verde, è fantastico. Sentite come scalpitano questi motori turbo, turbine incandescenti pronte a scaricare. Erika invece prosegue la sua corsa. Ed ora termina la prova e quindi di ritiro e consegna del transponder. Vediamo Lisa, si è già tolta il casco. Anche lei consegna
piloti che provano anche le gomme, la tenuta delle gomme, provano l'assetto. Viene installato il transponder sulle vetture, ovviamente tutte le vetture devono essere pronte per la partenza. Il direttore di gara sta scrutando verso la direzione. Potrebbe essere in grado ancora del terreno ed ecco